Siamo qui in compagnia di Marco Rampi di Africa Sport, che ci spiegherà come sarà la manifestazione di domenica intorno al lago di Varese. La gara si svolge lungo la pista ciclopedonale del lago di Varese, è un modo per valorizzare sicuramente la bella pista ciclopedonale e dall'altro è un modo anche per non dare così fastidio al traffico automobilistico che sempre ha voluto avere e ha la precedenza. È una manifestazione iscritta al calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, quindi per la prima volta si corre lungo la pista ciclabile e la grande novità di quest'anno è il discorso del plogging, quindi questa attività che si può fare mentre si cammina, si corre lungo la pista ciclabile, di raccogliere anche i rifiuti che si incontrano lungo il percorso e quindi è un modo di fare attività fisica in prima persona e fare anche un'attività di tutela dell'ambiente, di protezione del nostro ambiente e del nostro territorio. Qui abbiamo Luciano Rec del Gamma Whirlpool, che ci spiegherà un po' come iscriversi. Per iscriversi tramite MySDAM OTC oppure ci si può iscrivere anche sabato pomeriggio presso il Lido di Gavirate, dove saremo lì con gli stand, faremo la distribuzione pettorali e daremo la possibilità di iscriversi alle ultime persone che si vogliono iscrivere. Oltre alla gara lunga intorno al lago abbiamo anche una mini run di 8 km che parte da Gavirate e arriva all'imbarcadero di Biandronno e ritorno, per far correre anche le famiglie e persone che non hanno la possibilità di correre 26-27 km.